Lei che ricordo ha di suo zio, del partigiano Torino Alessandrini? Sono nata 3 anni dopo la morte di mio zio, sono nata nel 48, però io lo zio l'ho sempre sentito nominare in casa come se fosse assente per un momento e dovesse tornare, perché c'era la bicicletta e poi continuamente si nominava lui, mentre eravamo a tavola, mentre facevamo il filò nella stalla, mentre eravamo in cortile e stavamo spannocchiando, oppure durante i lavori dei campi, per nominarlo, perché era tanto forte, era molto allegro, pieno di vita e tanto coraggioso. E comunque dopo la sua morte l'atmosfera nella famiglia di mio papà e di mio nonno e dei miei zii è cambiata totalmente, perché prima era una famiglia di persone veramente gioiose, si cantava sempre dalla mattina alla sera, rifacendo i letti, lavorando nella stalla alle 4 di mattina, di pomeriggio facendo fieno nei campi, raccogliendo il fieno. Morto lui è finito tutto, perché mia nonna è stata, dopo la sua morte, per 3 giorni stesa a letto che continuamente sveniva, e dopo sto fatto è proprio malata di cuore in maniera irreversibile, ed è cambiato tutto, perché dopo in casa si misuravano le parole, c'era un'atmosfera veramente triste, perché lei pensava sempre a sto figlio, e poi pochi anni prima era stata colpita dalla morte della bambina più piccola di 4 anni, la zia Ninin, Maria. Lei era morta tra le braccia di broncopolmonite fulminante. A 4 anni, è una bambina che parlava, già questo prima. E infatti lo zio, per sto lutto qui che aveva colpito la nonna, prendeva sempre in braccio la nonna, la faceva fare il giro di tutta la tavola con lei in braccio, cantava, gridava per scuoterla, ecco. E dopo sto fatto è successo anche questo, cioè ci mancava proprio, e così è stata la botta finale. Quindi lei l'ha sempre sentito? L'ho sempre sentito, ho visto mia nonna sempre tristissima, ma proprio triste. Avevo un ciondolo appeso al petto con la fotografia di mio zio e lo guardava continuamente, ecco. Lo nominavano sempre. Diceva anche del cagnolino che aveva. E il cane, allora era il cane da caccia, prima era il cane da caccia suo, e poi è diventato il cane da caccia di mio nonno. Ed è un cane che è morto di vecchiaia, è morto là in casa, l'abbiamo sepolto nell'orto, e ho visto mio nonno che aveva combattuto 2 guerre, quella del 12, mi pare l'11-12 e quella del 15, aveva visto cose inenarrabili, perché aveva partecipato addirittura agli assalti all'Arma Bianca, me lo raccontava, e ha pianto tantissimo per la morte del cane, perché il cane era l'ultimo proprio ricordo che aveva di mio zio. Che era anche un cacciatore? Sì, beh, la caccia era un'esigenza di vita e non era uno sport, ai tempi in cui mio zio era giovane, e allora con la cacciagione si mangiava, perché una volta mi hanno chiamato a scuola per raccontare le vicende di una volta, e quando ho raccontato questo una collega mi ha fermato e dice: no, non raccontarlo, ma se mi chiami a raccontare la verità io devo dire che andavano a caccia per mangiare, e se mi chiami per raccontare favole è un'altra storia. E poi aveva anche varie attività, mi diceva che era un ciclista, uno sportivo. Amava tantissimo il ciclismo e amava tanto suonare la fisarmonica, e la suonava bene. Fisarmonica? La fisarmonica. Avevo anche delle fotografie, ma non le trovo più, quelle con la fisarmonica. Sì, era tanto allegro, tanto gioioso, felice proprio di vivere, ecco, pieno di progetti, di entusiasmo. Lui è entrato nella brigata, da quello che mi raccontava mia nonna, perché era innamorato di una ragazza che non so se si chiamasse Gelinda o Zalinda, adesso è morta, innamorato pazzo di questa ragazza, e era la sorella dei partigiani Mestrinaro, e allora lui è entrato lì nella speranza che magari lei lo guardasse, e invece lo ha soltanto illuso, e dopo lei si è sposata con un altro, insomma, ecco, così. Comunque lui è entrato in quel modo. Quindi non aveva una particolare predisposizione, non so, alla politica? No, per la politica no, era uno che amava la giustizia, questo sì, che amava le cose giuste, le cose fatte bene, però da quello che mi raccontano, insomma. E poi mi ricordo un'altra cosa che mia nonna mi raccontava proprio angosciata, che lei di notte andava dai Mestrinaro a chiedere dov'era mio zio, col coprifuoco andava, e allora loro dicevano, è fuori, è in missione, è di qua e di là, allora lei lo seguiva per la strada,
E lui, per non farsi sentire da lei, era giovane, agile, saltava i fossi come un capriolo e camminava sull'erba in maniera che non lo sentisse, e lei lo seguiva e gli parlava, gli diceva torna indietro, torna a casa, guarda che una volta o l'altra ti ammazzano, questo e quello, e lui non le rispondeva mai e andava a Santa Cristina a fare atti di sabotaggio, probabilmente sullo Stiglia. Stiglia.